Grazie Presidente. Sì, ha ragione. Sono due interrogazioni che a distanza di 8 mesi l'una dall'altra interrogano la Giunta esattamente sul medesimo problema, perché in quegli 8 mesi, devo dire anche nei 4 successivi, rispetto a quel quesito non c'è stata risposta. E ora capirà, Assessore, io la ringrazio, che oggi finalmente, dopo quasi un anno, si degna di venire a informare il Consiglio su quali sono le intenzioni della Giunta rispetto all'ospedale di Schiavonia. Capirà che così è facile. Noi le chiediamo di rispondere alle interrogazioni quando i cittadini e gli amministratori locali hanno bisogno di risposte. Allora, entrambe le interrogazioni vertono sul fatto che c'è un ospedale in provincia di Padova che è stato inserito nella pianificazione regionale come il luogo che avrebbe dovuto essere destinato al ricovero e alla cura dei pazienti Covid. Questo fatto si è sostanzialmente prolungato per 2 anni e ha prodotto dei risultati e dei danni incalcolabili rispetto alla possibilità che i cittadini di quei territori, stiamo parlando della Bassa Padovana, potessero accedere in maniera ordinata e ordinaria alle cure necessarie. Le interrogazioni dunque erano appunto finalizzate a sapere quali fossero le intenzioni della Giunta in riferimento alla necessità di offrire anche alla Bassa Padovana, che è per definizione un territorio poco al centro dell'attenzione di questa amministrazione regionale, non soltanto per le prestazioni e i servizi sociosanitari erogati, ma anche ad esempio per l'attenzione al territorio, per la qualità dell'aria e dell'acqua. In quel territorio, insomma, già martoriato dalla disattenzione di questa amministrazione regionale, in questi 2 anni si è aggiunta anche di fatto l'impossibilità di accedere ai servizi sanitari. Già diversi mesi fa, a dicembre, i sindaci avevano chiamato a raccolta le organizzazioni, le associazioni del territorio, le rappresentanze dei cittadini per chiedere risposte alla Regione. Lo hanno fatto, fatalità, anche pochi giorni fa in una grande manifestazione che ovviamente però, Assessore, non verte più sulle domande di un anno fa, e cioè quali sono le intenzioni della Giunta in riferimento alla perdurante chiusura dell'ospedale Schiavonia alle cure ordinarie. Ma l'obiettivo che ci si è posti con la manifestazione di sabato è di chiedere alla Giunta esplicitamente di prendersi un impegno per cancellare la previsione che l'ospedale di Schiavonia continui ad essere l'unico ospedale Covid ospita della provincia di Padova. Eviterei, e vado a chiudere, lo dico all'assessore Lanzarin ma per interposta persona, così, eviterei di leggere la manifestazione che si è svolta sabato con una lente di natura politica o partitica. Lo dico perché lo ha fatto per lei il suo direttore generale dalle pagine dei giornali. Il dottor Flora, anziché spiegare ai cittadini di Padova perché l'ospedale più importante, l'unico ospedale della Bassa Padovana, sia stato chiuso per 2 anni, si è azzardato a dare dei giudizi politici sugli amministratori locali e sui cittadini e sulle associazioni che davanti a quell'ospedale si sono trovati sabato mattina. Quindi l'interrogazione che appunto chiedeva quali sono le intenzioni della Giunta in merito all'ospedale di Schiavonia vuole diventare l'occasione per chiederle, Assessore Lanzarin, se è disponibile, se è disposta ad assumersi l'impegno che quei cittadini hanno rivolto a lei e al Presidente Zaia sabato mattina, e cioè di cancellare la previsione che l'ospedale di Schiavonia possa continuare ad essere Covid Hospital, dando le risposte di natura tecnica, quelle che il suo direttore generale non ha voluto dare dalle pagine dei giornali. Per la risposta l'assessore Lanzarin, prego. Con delibera della Giunta regionale del 14 maggio 2019 sono state approvate le schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cura intermedia in attuazione del piano sociosanitario del 2019-2023. Nell'anno successivo, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza SARS-CoV-2, le aziende sanitarie hanno dovuto rimodulare la propria offerta e riorganizzare l'attività dei presidi convertiti in Covid Hospital con delibera del 5 maggio 2020. Tra i quali è stato annoverato anche l'ospedale di Schiavonia, in quanto strutturalmente più idoneo. Come purtroppo è noto, la curva dei contagi ha subito varie flessioni nell'anno 2021
e nel corso della stagione autunnale si è risalita fino a vedere necessaria la sospensione dell'attività programmata per concentrare le risorse umane nella campagna vaccinale per i malati di Covid-19. Per tale motivo la Regione ha inviato a ciascuna azienda sanitaria a rimodulare il piano emergenziale ospedaliere, prevedendo 5 fasi e conseguenti risposte per contrastare gli eventi epidemici. Per quanto riguarda l'ospedale di Schiavonia, pur avendo riconvertito un elevato numero di posti letto a favore di reparti di terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, ha sempre mantenuto la piena operatività per l'area materno-infantile, oncologica, dialisi, psichiatria. Inoltre, pur riducendo l'attività ambulatoriale erogata in ambito ospedaliero, sono state assicurate le prestazioni a priorità U e B, ossia 24 ore e 10 giorni. Infine va ricordato che, come da indicazioni regionali, l'USL 6 ha definito un progetto per garantire la coesistenza nell'attività ordinaria con quella di ricovero dei pazienti Covid presso l'ospedale di Schiavonia, in quanto l'infezione SARS-CoV-2 sta assumendo natura endemica con recrudescenze periodiche. Secondo quanto comunicato il direttore generale dell'azienda sanitaria, l'adozione di alcuni interventi strutturali e l'acquisizione di ulteriore personale consentirà da un lato di pensare le cure ai pazienti Covid positivi durante l'incremento dei contagi e di dedicare le medesime risorse al recupero delle liste d'attesa, quando l'andamento epidemico sarà più contenuto. Allora, io credo che, mi permetta, consigliera, lei si degna di venire in aula a rispondere, così è esordito, penso che sia un'uscita alquanto infelice. E lo dico in maniera molto serena, perché la sottoscritta è venuta in quest'aula o nelle commissioni preposte tutte le volte che è stata chiamata a relazionare e a spiegare cosa stava succedendo, con anche i tecnici della mia struttura, e a declinare le varie fasi. Poi, se vogliamo metterla così, la mettiamo così. Voi avete tutto il diritto di chiedere, di continuare a chiedere, a fare interrogazioni. Noi abbiamo l'obbligo di rispondervi, anche in tempi contenuti, però non dimentichiamoci che siamo da 2 anni sotto assedio e le strutture sanitarie, se mi permettete, devono rispondere per primi, e hanno dovuto rispondere e lo rifaranno se sarà ancora necessario, a quelli che sono i bisogni contingenti impellenti che un'emergenza di questo tipo ha dettato. Questo solo per far chiarezza rispetto al fatto che mi sono degnata oggi di rispondere su questa interrogazione, secondo voi quindi rimandando e perdendo tempo, quando il colloquio con i territori, con i sindaci è sempre stato aperto. Ho partecipato io stessa a tantissimi incontri tra le conferenze dei sindaci, l'azienda sanitaria 6 Eugania, spiegando motivazioni e quant'altro e concordando anche con loro le varie fasi. Chiudo dicendo, sicuramente saremo tutti felici e contenti se questa pandemia non ci sarà più, se non avremo più bisogno di piani di sanità pubblica di un certo tipo, e vi assicuro che dover chiudere alcuni ospedali, che non c'è solo Schiavonia, perché se no allora parliamo di Sant'Orso, Vittorio Veneto, Villafranca, parliamo anche di Belluno, parliamo di tutti, di Trecenta, parliamo di tutti gli ospedali che sono stati individuati, perché allora non c'è solo Schiavonia. Capisco, comprendo le problematiche di quel territorio, le esigenze dei cittadini di quel territorio, ma ripeto, si tratta di un evento eccezionale che ci auguriamo che non accada e non si ripeta più. Tutti liberi di manifestare, siamo un paese democratico, però ripeto, non c'è stato in questo piano sanitario, in questo piano d'azione, in questo piano strategico solo Schiavonia, ma anche altri presidi che hanno sofferto altrettanto. Si è cercato, soprattutto nell'ultima fase, quindi in questa quarta ondata, di non concentrare volutamente nei Covid ospite individuati, ma di dividere tra tutti gli altri ospedali. Ne è una testimonianza che l'ospedale di Cittadella, quindi ospedale che fa parte dell'USL 6, ci sono stati momenti in cui ha avuto anche più pressione rispetto all'ospedale di Schiavonia. Non si poteva usare l'ospedale di Campo San Piero perché erano in corso i lavori di ristrutturazione e di nuova esecuzione delle terapie intensive. Confermo che l'assessore Lanzarin si è resa disponibile dal 24 febbraio del 2020, quando chiamata a relazionare sempre al Consiglio. Camani per la risposta.
Grazie Assessore, grazie Presidente che ci informa di quanto sia disponibile l'Assessore e non lo metto in dubbio. Il punto è che se io presento un'interrogazione a risposta immediata, non è che lei si può esimere entro 60 giorni dal venire a rispondere a questa interrogazione. E se lei mi dice che non ha potuto in questo anno intero trovare 5 minuti per rispondere a queste 2 interrogazioni perché è stata sotto assedio, le comunico che anche i cittadini della Bassa Padovana in quest'ultimo anno sono stati sotto assedio. Eppure, quando è stato il momento di essere presente sui territori ci sono stato. Questo di merito. Non è una facoltà data agli assessori rispondere alle interrogazioni. 60 giorni e sono passati quasi 12 mesi. Di merito. Di metodo. Di merito invece. Guardi, Assessore, abbiamo visto le schede di zona del 2019. Abbiamo anche compreso l'emergenza della delibera di giunta del 2020 che ha dovuto imporre dei sacrifici ad alcuni e meno ad altri nell'emergenza. Ecco perché dico che le interrogazioni sono, come dire, attardate. Quella situazione però è il passato. Abbiamo già avuto modo di confrontarci più volte o noi offrire un punto di vista diverso e lei, anche per le responsabilità che ha, trovare le soluzioni che riteneva migliore. Il punto è che se lei oggi mi dice che ai cittadini della Bassa Padovana, malgrado tutto, in quest'ultimo anno sono state garantite le prestazioni urgenti, necessarie, sa anche lei che non è andata così. E glielo dico perché delle volte parlare con i cittadini è un po' diverso da leggere i report dei direttori generali. Perché se noi andiamo a vedere quante sono le visite di prevenzione che sono saltate, quante volte i cittadini chiamati ad andare a fare una visita a 80 chilometri di distanza hanno rinunciato alla visita, quando lei lo sa meglio di me, quanto abbiano impattato le scelte di politiche sanitarie sui territori. Indossiamo le mascherine in aula, grazie. E oggi promettere un recupero delle liste d'attesa, ripeto, per un territorio fatto da 180.000 persone che per 2 anni nei fatti non hanno potuto accedere alle prestazioni sanitarie in maniera ordinaria, non è sufficiente. E sa perché Schiavonia è critico? Certamente ci saranno altre situazioni complicate, io le rappresento quello del mio territorio, cioè del Padovano. Schiavonia è critico perché c'erano altri presidi ospedalieri nella Bassa Padovana, fino a pochi anni fa, che voi avete chiuso perché avete promesso un grande centro nuovo ospedaliero all'avanguardia che doveva offrire ai cittadini della Bassa Padovana, quindi di un'area molto estesa, servizi di eccellenza. Il risultato è stato che quei cittadini si sono trovati per 2 anni ad avere gli ospedali, diciamo, di comunità più vicini, più comodi, chiusi, e l'ospedale dell'eccellenza inutilizzabile. E di questo bisogna rendersi conto e faremo i conti in futuro rispetto a quanto impatterà nella salute dei cittadini di quel territorio. Ecco perché, e vado a concludere, non sono soddisfatta della risposta, non perché non comprenda le difficoltà che avete dovuto gestire, ma perché oggi, per le cose che abbiamo cercato brevemente di dirle con questa interrogazione, io, la collega Ostanel che l'ha sottoscritta, gli altri colleghi del gruppo del Partito Democratico, è che oggi quello che è stato. Nessun cittadino della Bassa Padovana rinnega l'importanza di essersi fatto carico di quel pezzettino di sacrificio che è stato veder chiuso l'ospedale per 2 anni. Ma oggi quei cittadini alla Regione chiedono un impegno a cancellare la previsione per l'ospedale di Schiavonia come destinazione di Covid Hospital. E su questo impegno, che è quello che chiedono oggi i sindaci e i cittadini della Bassa Padovana, non abbiamo avuto risposta oggi in aula.